Metti la cuffia così senti anche quello che va in onda, signori, anche perché avere in studio qualcuno in È tutto un magna magna e che si trasforma oggi in È tutto un balla, è tutto un canta, signori. In studio con me quest'oggi, con il buongiorno rinnovato e anche la buona domenica che ci segue nella replica alle 12:30, Salvo The Best. Hola. È lui. Ciao ragazzi, ciao. Artista di strada a Milano, ma l'avete visto anche sicuramente in qualche trasmissione, Tu sì che vales, Dalla strada al palco, Saranno isolani, Guess My Age e cos'altro ancora. Ma chi è Salvo The Best? Ma chi sei? Che cosa fai? Artista di strada, trascinatore di chi passeggia per Milano e non soltanto. Che cosa ti sei inventato? Beh, guarda, allora, intanto voglio ringraziare Radio Libertà, che è molto attenta a queste cose, molto sensibile, e mi sta dando modo di dare questa voce, perché il popolo milanese non può fare almeno degli artisti di strada. Facci vedere intanto, Francesco, che cosa combina questo in giro perché per Milano. Questo signore che vedete, Salvo The Best, praticamente è come una medaglia a più facce. Fa il nonno, chiaramente, fa il pensionato, fa la persona, diciamo, accudisco la casa, però poi dopo, dal giovedì alla domenica, si trasforma in un ballerino proprio anni 80-90, remix per strada, e quindi Salvo è libero. Che è la cosa più bella, forse. Come la radio, Esatto. Sei nel posto più giusto. Radio Libertà per gli artisti liberi, indipendenti, quelli che cantano per piacere, per una sensazione quasi fisica, un bisogno quasi fisico, e non soltanto per fare business, per fare soldi. Poi chiaramente gli artisti di strada, voi artisti di strada, e molti chiedono anche una mano, un'offerta, che è la cosa più bella poi nel momento in cui sei lì che canti, e ascoltare l'artista e poi andare lì con la monetina, mandare magari il vostro figlio, il vostro nipote con la monetina per fargli capire che apprezziamo questi artisti di strada. L'Italia ne è piena, la legislatura purtroppo non è a loro favore, non è così semplice cantare in strada come in altre nazioni, ma qui a Milano sta succedendo qualche cosa di non bello verso gli artisti di strada. Sembrava che andasse bene, c'era addirittura una app dove era possibile iscriversi, eccetera. Certo. E quindi ho intervistato anch'io molti cantanti che insomma hanno girato in questi ultimi anni. Adesso è arrivata una, si può dire, stretta per gli artisti di strada. Che cosa è successo? Praticamente cosa è successo? Che il sindaco Sala con la sua giunta, chiaramente dal 1° di gennaio hanno avuto la bella idea di deliberare praticamente che tu dal 1° gennaio non ti puoi più esibire nel centro storico di Milano. Cosa significa questo? Ti puoi esibire soltanto in acustica. Per chi non sa cosa vuol dire perfettamente acustica, glielo spiego in 2 secondi. Acustica cosa vuol dire? Che tu, un artista, si può esibire, però chiaramente, faccio un esempio, tu canti e devi cantare a cappella. Cioè non puoi avere un amplificatore. Non ti sente nessuno. Cioè, praticamente... praticamente canti da solo e suoni da solo e soprattutto esibendosi dal vivo, lo sapete bene, non è come in un locale dove l'artista c'erai lì a mezzo metro. Dal vivo ci sono decine e decine di metri, e quindi in più con i rumori della strada, i Maranza che fan casino, eccetera. Vogliamo la Milano dei Maranza, vogliamo sentire solo i Maranza. La sensazione che ho io è questa, senza amplificatori, che, e lo ricordiamo,
molto spesso non sono gli amplificatori da 10.000 watt, sono gli scatolini piccolini che permettono allo strumento musicale di sentirsi a qualche metro, quindi ci sono le esagerazioni da tutte le parti, ma le persone normali usano degli scatolini minimali vietati, quindi la stiamo inquadrando adesso questa comunicazione del Comune di Milano. A partire dal 1° gennaio il sistema di prenotazione delle postazioni di arte di strada del Comune di Milano passerà a un nuovo gestore. Per questo motivo nei primi 15 giorni di gennaio saranno possibili alcuni disservizi, criticità. Da gennaio le prenotazioni potranno avvenire sulla nuova piattaforma dopo ricevimento della comunicazione, si manterrà l'email OpenStage, non sarà necessario riaccreditarsi, eccetera, eccetera. Si potrà continuare a prenotare tramite OpenStage, è possibile consultare sempre la pagina dedicata al Comune di Milano. Tu vai su questa pagina e poi scopri che ci sono delle novità non esatto, belle. esatto, non belle. E comunque, tornando al discorso della delibera che hanno fatto, praticamente la delibera dice chiaramente che dal 1° di gennaio fino al 31 dicembre 2026 praticamente loro stanno facendo 12 mesi di sperimentazione. Fanno gli esperimenti, come quel piccolo chimico. E io mi domando, no? Ma l'esperimento di che? Quale sarebbe questo esperimento? Quando già prima c'era in corso una limitazione e già era dal lunedì al venerdì, tu non potevi esibirti in centro storico. E noi gli artisti questa cosa l'abbiamo assorbita, caro sindaco Sala, l'abbiamo assorbita senza dire niente. Adesso invece, dal 1° di gennaio, vi siete svegliati dicendo, approfittandone delle Olimpiadi, perché parecchia gente pensa, vabbè, gli artisti non ci sono perché ci sono le Olimpiadi. È vero, ma loro cosa hanno fatto? Hanno messo ancora sale sul mangiare, capite? Certo. Hanno aggiunto ancora, dice, ne approfittiamo di questa limitazione che già ci doveva essere fino a marzo. Sapete che ci sono le Olimpiadi e poi le Paraolimpiadi, e quindi tutto questo periodo gli artisti dovevano essere chiusi. Ok, però loro hanno fatto questa delibera mettendoci dentro fino al 31 dicembre. Signori, no e no. Gli artisti non possono subire questa, ma non soltanto gli artisti, ma anche il popolo milanese, i cittadini milanesi, limitrofi, anche i paesi limitrofi. Gli artisti è una risorsa, non è un problema per Milano. Forse lo è per Sala. Non lo so che cosa gli passa per la testa a lui, a Sala. Lo possiamo immaginare con un po' di fantasia, perché è uno solo dei tanti provvedimenti pazzeschi che ha emanato il Comune di Milano negli ultimi anni. Sappiamo cosa vogliono fare con motorini, eccetera, sappiamo cosa non si sono inventati nelle varie aree C, B, cioè ormai arrivare anche in auto a Milano è pressoché impossibile, anche qui dove siamo noi. Appena entri c'è l'area B puntuale, quindi se non hai un'auto più che recente, attento a te. E persino togliere la musica agli artisti di strada, io non ci posso credere, ma se avete qualche dubbio, l'appuntamento è per lunedì prossimo, è già il 16 di febbraio, lunedì 16, che cosa fate? Esatto, allora ragazzi, io invito tutti, ma veramente tutti, chi ha a cuore gli artisti di strada, e io so che tanta gente ci vuole bene, perché a me mi arrivano centinaia di messaggi. Salvo, parlo per me adesso in questo caso in prima persona, Salvo, ma che fine hai fatto? Ma come mai non ti si vede più in centro? Le mie risposte quali sono? È questa, andatela a chiedere a Sala, purtroppo. E allora, adesso c'è l'occasione giusta e non la dobbiamo perdere, e neanche voi. Io sarò lì con tanti artisti e tante persone che già mi hanno detto che ci saranno. Ore 15:30, giorno 16 febbraio, che è un lunedì. Perché il lunedì? Lo facciamo di lunedì perché ogni lunedì, chi lo sa o non lo sa, a Milano fanno il consiglio al Comune di Milano, a Palazzo Marino.
Ecco perché viene fatta di lunedì. Quindi noi ci auspichiamo che quel giorno chiameremo l'assessore addetto, o perché no, anche il sindaco potrebbe scendere a parlarci e a dirci in faccia la motivazione giusta perché hanno fatto questo divieto. E non chiacchiere, non soltanto 2 righe e fare una legge e ciao. Poi vorrei spezzare una lancia a sfavore, non a favore, delle associazioni che io non sento. Mi dicono, e ho saputo tramite colleghi, che ci sono 2, 3/4 associazioni degli artisti di strada. Dove sono? Dove sono? Dove siete? Dove siete? Cioè, non voglio pensare che ci sia dietro qualcosa di losco, ma cosa c'è dietro? Perché non si fa nulla? Per quale motivo? Allora io mi sono preso la briga di organizzare questo presidio proprio perché voglio chiarimenti e mi auguro che i chiarimenti arriveranno. Me lo auguro, che l'assessore, diciamo che pensi che dovrebbe essere alla cultura a questo punto, no? Dovrebbe essere. Speriamo. Mi auguro che sia lui e che scenda giù e viene a parlarci, almeno a dirci qualcosa. Quindi lunedì prossimo, 16 febbraio, ore 15:30, proprio sotto il Comune di Milano, in Piazza della Scala a Milano, si trovano gli artisti di strada, gli artisti indipendenti e quelli che, ricordiamo, a volte proprio con questi concerti nelle piazze, nelle vie, riescono a tirare su qualche euro per fare questa vita così particolare, perché durante i concerti c'è il cappellino dove si può mettere dentro qualcosa, a volte c'è il CD, i più fortunati hanno il CD da vendere, ma semplicemente, come fa Salvo The Best, li fai divertire, li fai ballare, li fai cantare. Esatto. Che forse è la cosa ancora più bella. Guardate che se io vi raccontassi degli episodi che accadono, voi ditemi... Dicene qualcuno, dai, dicene qualcuno. Vuoi che ti dica un episodio che ti fa rabbrividire? Anzi, 2 ce ne sono. Uno è successo a Piazza 25 Aprile. Per chi non conosce Milano, sarebbe dove c'è Corso Como e Corso Garibaldi, che c'è un arco e lì è Piazza 25 Aprile. Bene, io stavo ballando e a un certo punto, come succede sempre, chiaramente la gente si mette a ballare, i bambini si divertono, gioiscono, sorridono. C'era un clochard e io lo vedo che era distante un 10 metri. Si è messo lì a guardarmi, è stato lì 3/4 d'ora. Cioè, è una cosa impressionante. Dai. Poi a tutto un tratto, sai cosa ha fatto questo? Sammy? Mi viene incontro, guarda, adesso solo a raccontarlo mi viene da piangere. Mi viene incontro e mi dice: Salvo, erano 26 anni che io non gioivo. Dai, che ma bello. Guardate, mi dovete credere, cioè piangeva e mi ha detto: Salvo, non c'ho neanche un centesimo da darti. Io gli ho detto: ascolta, non ti preoccupare, quello che conta è che tu hai ritrovato la gioia in te. Certo. Cioè, ragazzi, è la cosa più bella, strappare un sorriso, un minimo di fiducia ancora nella vita si può avere, si deve avere. Certo, mai dire mai su tutte le cose, ragazzi, su tutto quello che voi, se avete dei pensieri vostri nella vita che volete raggiungere, degli obiettivi, non vi ponete mai una limitazione, mai. Dovete sempre crederci. L'altro episodio che ti volevo raccontare è un ragazzino su una sedia a rotelle. Ragazzi, sulla sedia a rotelle. È venuto in mezzo. Lui ballava con la sedia a rotelle e io ballavo con le mie gambe. Splendido, splendido. Il padre mi viene vicino: Salvo, io ti devo ringraziare
Non posso dire la cifra che mi ha dato perché se no sembrerebbe che io voglio fare pubblicità. Certo. Ma io gli ho detto guarda che io non l'ho fatto per i soldi, io l'ho fatto perché questa per me è passione e devo dare gioia a tutti. E lui mi ha detto senti Salvo, mio figlio non l'ho mai visto così divertirsi, così gioioso, ridere, ballare, mai. E mi ha abbracciato, io ero sudatissimo, lui mi fa non ti preoccupare, anche se sei sudato, non mi interessa. Cioè, capite la musica, cosa fa la musica? La musica unisce veramente tutti. Ed è bello riuscire ancora a lasciarsi andare, sai, sta cambiando un po' tutto, forse anche lo stesso sindaco di Milano si è reso conto che il problema sicurezza nella sua città è sempre più grave, la gente ha paura e non si vuole più fidare di nessuno, e a volte fa bene e non fidarsi però neanche degli artisti di strada. È il colmo, cioè di chi vive in strada, di chi non vuole nulla se non regalarti un sorriso, un momento di felicità, eccetera. Vuol dire che non ci vogliamo più neanche guardare in faccia, abbiamo paura anche di avvicinarci perché chissà cosa mi può fare quello. Guarda che è un sintomo gravissimo della nostra società. Pensa, proprio l'altro giorno, quando ho fatto una diretta live per dire del presidio che ci sarà il giorno 16 di febbraio. Eccola qua, guarda, la facciamo eccola vedere. Eccola qua, la state vedendo in questo momento chi è in TV, che la vuole vedere, lunedì 16 febbraio alle ore 15:30/19 davanti a Palazzo Marino, che sarebbe a Piazza della Scala. E ragazzi, vi aspettiamo, veramente, vi aspettiamo. E ti stavo dicendo, perdonami, quando ho fatto una live, mi viene una e mi scrive: Salvo, io un giorno ti ho incrociato davanti a Palazzo Reale. Ah, facci bene, bene. Ero con mia madre. Mia madre, poverina, non stava bene. Però sentire te con questa musica e quel modo di ballare che avevi, si è incuriosita, ha voluto avvicinarsi a te e l'ho vista sorridere. Pensa, Sammy. Bello, bello. Poi bello, mi ha detto, purtroppo mia mamma dopo 1 mese e mezzo è morta perché insomma c'aveva qualche problemino la mamma. Certo. E lei sa cosa mi ha detto, Sammy? Salvo, al tuo appello, solo perché mia mamma ha sorriso quel giorno con te, io sarò al presidio. Bello, bello, veramente. Cioè, ma voi vi rendete conto? È minimo, si lascia un segno, un imprinting, un sorriso, un modo di vivere diverso, quello degli artisti di strada sicuramente, però apprezzato, apprezzatissimo e a volte anche un pochino invidiato da chi è perennemente di corsa e va avanti e indietro e a volte non si ha neanche il tempo di fermarsi ad ascoltarli, ma li senti da lontano, il loro canto lo senti ancora. Beh, se va come vuole il Comune di Milano non li sentirete più, visto che li vuole toppare la bocca il Comune di Milano a questi artisti. Ci fermiamo. Salvo the best, è stato veramente un piacere. Piacere mio, io ringrazio ancora Sammy, Radio Libertà, che mi ha dato questa possibilità di dare voce. E l'ultimo appello, non mancate, 16 febbraio, ore 15:30, ragazzi, Milano non può essere muta. No, no, no. E speriamo anche i colleghi giornalisti e speriamo anche quelli un po' più importanti che possano essere con te in Piazza Duomo, in piazza sotto il comune praticamente Piazza di Milano, della Scala. Piazza della Scala, lunedì prossimo, 16 febbraio. Vi aspetto in tanti, non mancate. Salvo the best su tutti i social e scoprite che cosa combina in città. Ciao Salvo, grazie. Ciao a tutti, grazie, vi aspetto. Avete ascoltato È tutto un